Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la notizia della donna investita e uccisa da un treno regionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino in prossimità della stazione di Finale di Pollina, mentre il treno regionale 5351 Messina-Palermo si trovava in transito sulla tratta. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria. Dopo la fermata finale i passeggeri hanno sentito un urto e hanno dato l'allarme. Ieri sera si sono verificati momenti di tensione in via Calatafimi a Partanna, in provincia di Trapani, a causa di un falso allarme bomba che ha scatenato le procedure di sicurezza per la casa del sindaco e deputato regionale Nicola Catania di Fratelli d'Italia. Una segnalazione anonima ai carabinieri ha avvertito della presunta presenza di un ordigno all'interno dell'auto della moglie parcheggiata fuori dalla casa. Non è stato ancora identificato chi abbia fatto scattare il falso allarme. 4 persone sono state denunciate dai carabinieri per insolvenza fraudolenta dopo aver accumulato un debito di circa 11.600 euro a seguito di vari giochi e scommessi andati male in una sala scommesse a Palmi in Calabria. Sono riusciti a scappare, ma sono stati rintracciati dai carabinieri vicino all'imbarco dei traghetti. Si tratta di 4 siciliani. Adesso a Vittoria, nel Ragusano, un ragazzo di 27 anni ha aggredito in un autolavaggio un uomo che si trovava insieme alla moglie e al figlio. Pugni e botte per impossessarsi di cellulare e portafogli. L'aggressore, che nella colluttazione è rimasto ferito, è andato in ospedale per farsi medicare, ma lì è stato arrestato dai carabinieri. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del TG. Grazie per averci seguito e arrivederci.